È stata Venezia ad ospitare i lavori della nona conferenza organizzativa ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione, cui fanno riferimento circa 150 consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario. 3 giorni di lavori cui hanno preso parte oltre 350 rappresentanti da tutta Italia per confrontarsi su importanti temi legati alla salvaguardia del territorio in un momento delicato a livello nazionale per il mondo della bonifica. È il momento delle grandi riforme che il Paese auspica e attende da moltissimo tempo, nel momento in cui l'Europa era oramai in condizione di ripensare se rimanere notaio delle situazioni che accadono nel mondo oppure protagonista, il momento della PAC 2014-2020 che riscriverà il modo di essere dei territori. Rispetto a questo credo che noi stiamo facendo lo sforzo proprio in questo quadro di avere un nostro protagonismo per le competenze affidate che sono importanti: la gestione, il governo dei territori, della sicurezza idraulica, il governo e la gestione dell'acqua irrigua e non solo. Credo che sia uno di quegli aspetti dell'autonomia funzionale che più caratterizzano il nostro lavoro e anche la nostra innovazione. Da parte della bonifica italiana un messaggio forte alle istituzioni sul ruolo fondamentale svolto da questi enti per la salvaguardia idrogeologica dei territori. Un ruolo che la bonifica veneta assolve a fianco della regione, candidandosi in particolare al ruolo di interlocutore privilegiato in materia di politiche agricole in vista del prossimo piano di sviluppo rurale. Sono autonomie funzionali estremamente importanti che non hanno nulla a che vedere con gli enti inutili di cui stanno parlando, non graviamo di costi la pubblica amministrazione, siamo autonomi e ci sosteniamo attraverso un'autonomia finanziaria molto forte che attraverso i contributi che i proprietari di immobili pagano, e soprattutto siamo esempi virtuosi di come va gestito un territorio, di come si deve salvaguardare un territorio soprattutto sotto minaccia di questo rischio idrogeologico sempre più ampio e più forte. Il risparmio della risorsa idrica è voluto dalla Comunità Europea su tutte le misure, quindi c'è un obbligo nei prossimi anni di risparmiare l'acqua. Noi consorzi, che siamo i gestori dell'acqua, abbiamo la necessità di essere soggetti beneficiari e attori nella gestione delle misure, in modo particolare riguardanti la risorsa idrica. Soddisfazione da parte di Unione Veneta Bonifiche per l'opportunità di ospitare e organizzare questo importante appuntamento nazionale, un merito riconosciuto all'Associazione Veneta, anche in virtù del lavoro esemplare svolto negli ultimi 4 anni, riorganizzando il sistema veneto della bonifica con un impatto importante sul fronte del contenimento dei costi. Solamente dopo il secondo anno noi abbiamo risparmiato 5 milioni di euro sui nostri bilanci. Rispetto ai bilanci, alla somma dei bilanci, ai contributi che versano i veneti ai consorzi di bonifica, che sono 125 milioni di euro, di questi 125 milioni di euro il 90% quindi li investiamo in manutenzioni ordinarie, il 10%, che sono 12 milioni di euro all'anno, li investiamo in manutenzioni straordinarie, quindi 12 milioni di euro all'anno che noi mettiamo nel sistema veneto a difesa del territorio veneto, a difesa dell'agricoltura veneta e a difesa di un sistema che è il Veneto.